benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Messina, c'è un indagato per la tragica morte di Michele Lanfranchi, trovato cadavere in strada sabato sera. Da una settimana il giovane andava in giro nel rione Giostra con la pistola in tasca dicendo di volerla fare pagare a qualcuno. Nell'Agrigentino duro colpo alla mafia dei Pascoli, 5 arresti, coinvolto anche Pietro Campo, complice di Messina Denaro, sta già scontando una pena di 14 anni. Crisi idrica, subito spento l'entusiasmo per i voucher destinati al foraggio per gli allevatori. Prima il provvedimento dovrà passare alla Commissione Attività Produttive dell'Assemblea regionale. Soffrono ancora per la siccità Agrigento e numerose altre province. Catania e alcuni comuni vicini interessati stamane da un improvviso distacco di corrente elettrica. In previsione delle temperature torride, in tanti hanno temuto il ripetersi dei blackout della scorsa estate. Restiamo a Catania, dove si allarga l'area del centro storico che diventa pedonale. Da sabato 15 tocca alla zona intorno al Castello Ursino, a seguire quella di via Crociferi. Lo sguardo dei ragazzi su Zia Lisa a Catania nel video Sommersi, la denuncia degli alunni del liceo Musco del degrado di un quartiere. A Catania una straordinaria mostra di Caravaggio tra i dipinti del grande maestro del Rinascimento, un San Sebastiano esposto per la prima volta in Italia, nell'ex monastero di Santa Chiara fino al 6 ottobre. Calcio, il Catania continua il lavoro per la prossima stagione. Toscano discute il divorzio con il Cesena, mentre in città è in arrivo Pelligra per definire le strategie societarie. Bentrovati, c'è un indagato per la tragica morte di Michele Lanfranchi, il giovane trovato cadavere in strada a Messina sabato sera. Si indaga su quanto potrebbe essere avvenuto. Fondamentali saranno le perizie e l'esame sul corpo. Francesco Triolo. C'è un indagato per la morte del 19enne Michele Lanfranchi, il giovane trovato in una pozza di sangue sabato notte al rione Giostra a Messina. Si tratta del 40enne Giovanni Laganà, proprietario dell'abitazione dove è avvenuta la tragedia. Si tratta di un atto dovuto a tutela dello stesso Laganà, su cui allo Stato non è stata richiesta alcuna misura, nell'ambito delle indagini condotte dal sostituto Liliana Todaro, che dovrà definire i contorni della vicenda. Secondo quanto stanno raccogliendo gli uomini della squadra mobile della questura, era da una settimana che Michele Lanfranchi se ne andava in giro al rione Giostra con quella pistola in tasca, una 7,65 comprata non si sa dove e da chi. A detta degli amici e dei conoscenti, nelle ultime 48 ore ne sono stati sentiti parecchi, come i persone informate sui fatti avrebbe avuto in testa di farla pagare a qualcuno, non si capisce bene come e perché, forse un banale diverbio o qualcosa di più, che a quanto pare per l'operaio 19enne si era trasformato molto presto in una tristemente classica questione d'onore. Il punto fermo da cui si stanno muovendo le indagini è comunque che la tragedia è avvenuta nell'abitazione di Laganà e poi il corpo è stato preso di peso e trasferito fuori in strada nella via Michelangelo Rizzo, una stradina laterale che incrocia via Palermo da un lato e via Giostra dall'altro. Lanfranchi, un particolare di non poco conto, a quanto pare aveva ancora in mano la pistola da cui è partito il colpo. Sarà l'autopsia e la perizia balistica sulla pistola a farne capire di più. Nell'Agrigentino duro colpo alla mafia dei Pascoli, fra i 5 arrestati anche Pietro Campo, referente sul territorio di Matteo Messina Denaro. L'anziano boss di Santa Margherita del Belice sta già scontando 14 anni di carcere. Davide Sardo. Altro colpo alla mafia dei Pascoli. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno imperversato all'alba nell'entroterra montano-agrigentino tra Santa Margherita Belice e Montevago. È stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla Procura di Palermo destinata a 5 indagati. Sullo sfondo delle indagini si erge anche Matteo Messina Denaro, che avrebbe controllato lo steso territorio tramite l'anziano boss di Santa Margherita, Pietro Campo, che sconta 14 anni di carcere e che sarebbe stato il referente del capomafia
mafia trapanese della provincia di Agrigento, interprete dei suoi pizzini. A conferma dei rapporti tra i due vi è anche un video registrato dalle telecamere nascoste il 7 dicembre del 2009 che ritrae un fuoristrada con a bordo 2 persone, una delle quali sarebbe Messina Denaro, in una zona di campagna a ridosso di un terreno dell'azienda agricola di Pietrocampo in contrada Gulfa tra Santa Margherita Belice e Torre Pandolfina. Gli arrestati in carcere sono tutti di Santa Margherita. Oltre a Pietrocampo vi sono il figlio Giovanni Campo, 34 anni, Pietro Guzzardo, 46 anni e Pasquale Ciaccio, 59 anni. Il quinto, Domenico Bavetta, 43 anni, di Montevago, è ristretto ai domiciliari. A vario titolo gli si contestano i reati di estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravati dal metodo mafioso e di aver agevolato l'associazione mafiosa Cosa Nostra. Dalle indagini, a cui ha contribuito anche la squadra mobile di Palermo, è emerso un capillare controllo per la gestione illecita delle attività agropastorali con relativo utilizzo dei fondi agricoli sul territorio agrigentino, compreso la Santa Margherita del Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia, fino al confine con Contessa Entellina in provincia di Palermo. Per praticare tali condotte, gli indagati si sarebbero avvalsi della indiscussa forza intimidatoria derivante dall'essere riconosciuti quali esponenti di vertice del mandamento mafioso di Santa Margherita di Belice. Gela, indagando su un giovane intossicato dalla cocaina, la polizia ha scoperto un'attività di spaccio, oltre alla ricettazione di beni culturali e la detenzione di armi clandestine. 2 gli arresti, 2 le misure cautelari. Un 19enne di Campobello di Licata, trovato in possesso di 1 chilo di cocaina, è stato arrestato dalla squadra mobile di Agrigento per spaccio di stupefacenti. La droga era nella sua auto ed è stata sequestrata durante un normale controllo stradale vicino a Canicattì. E 2 persone sono state arrestate per droga anche a Catania, nel quartiere di San Giovanni, Palermo. È il giorno della sentenza d'appello per il processo per il depistaggio sulla strage Borsellino. Gli imputati sono 3 poliziotti. In primo grado era stata dichiarata la prescrizione per 2, mentre ne era stato assolto un terzo, ma la procura non ci sta e adesso chiede condanne per tutti. Manlio Viola. È attesa nel pomeriggio la sentenza d'appello nel processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio del 1992 e costata la vita al giudice Paolo Borsellino e a 5 agenti della sua scorta. I giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta sono entrati in Camera di Consiglio per assumere la decisione finale, che probabilmente pronunceranno nel tardo pomeriggio. Imputati di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra, 3 poliziotti del pool che indagava sugli attentati mafiosi del 92. Si tratta del funzionario Mario Bo, dell'ispettore Fabrizio Mattei e dell'agente Michele Ribaudo. Per Bo, l'accusa rappresentata dal procuratore generale Gaetano Bosco e dal pubblico ministero Maurizio Bonaccorso applicato alla procura ha chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi, per Mattei e Ribaudo a 9 anni e 6 mesi. In primo grado il tribunale, escludendo l'aggravante mafiosa, ha dichiarato prescritto il reato di calunnia contestato a Mattei e Bo e ha assolto invece Ribaudo. Secondo l'accusa, sotto la direzione dell'ex capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera, nel frattempo deceduto, i 3 poliziotti avrebbero creato a tavolino una falsa verità sull'eccidio, costringendo Vincenzo Scarantino, piccolo delinquente della Borcata Guadagna, a dirsi pentito e a dare una ricostruzione non veritiera della fase preparatoria dell'attentato, per accusare mafiosi che con l'autobomba di Via D'Amelio non c'entravano nulla. Un tradimento da parte degli apparati dello Stato che non può essere perdonato, ha detto il procuratore generale Fabio Danna al termine della sua requisitoria. Palermo, Maxi Rissa la scorsa notte in via Dante, in pieno centro, una violenta lite è scoppiata tra alcuni cittadini dello Sri Lanka. Pugni, calci, colpi di spranghe e bottiglie. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato a terra una persona di 30 anni con gravi ferite alla testa e al corpo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cervello. Accordi fatti fra Regione e rappresentanti degli agricoltori per contrastare le conseguenze della crisi idrica, ma i toni trionfalistici di ieri sera si sono già placati. Oggi è atteso il decreto per i voucher destinati al foraggio per gli allevatori, ma poi il provvedimento dovrà passare dalla Commissione Attività Produttive dell'Assemblea regionale. Manlio Viola.
Abbiamo vinto, tutte le nostre richieste sono state accolte. All'indomani dell'incontro fra gli agricoltori in protesta e il presidente della regione Renato Schifani, il commento dei manifestanti è entusiasta, ma nonostante l'avvertenza sia andata a buon fine e le richieste accolte, adesso occorrerà vedere gli effetti reali sul territorio. E questa è la grande sfida in una Sicilia colpita da siccità severa. I problemi maggiori sono nell'entroterra, a partire dall'Agrigentino e ad allargarsi per tutta la Sicilia centrale, ma soffrono, anche se meno, le campagne del Trapanese e del Palermitano nella Sicilia occidentale, nel Catanese, Racusano e Siracusano a oriente. La regione comunque interverrà con azioni concordate. Per gli allevatori arriveranno quasi subito i voucher per il foraggio. Il decreto, alla firma oggi, dovrà poi passare dalla Commissione Attività Produttive dell'ARS, ma già la prossima settimana dovrebbe essere operativo. I rappresentanti degli agricoltori inoltre siederanno al tavolo di crisi per concordare di volta in volta ogni azione necessaria, mentre il presidente Schifani ha avviato anche un tavolo politico che si riunirà periodicamente per verificare la disponibilità economica che si può utilizzare. In questo governo troverete sempre un interlocutore, ha detto agli agricoltori il presidente della regione, sempre pronto all'ascolto delle vostre esigenze. A Marsala, nella sede della Lega Navale Italiana, è stato presentato il progetto del primo volo di un drone ambulanza con defibrillatore. È stata organizzata una simulazione con la consegna di strumentazioni salvavita direttamente sul luogo dell'incidente in pochissimo tempo. Davide Sardo. L'utilizzo dei droni come supporto nel salvataggio di persone in pericolo è quanto è stato sperimentato a Marsala, presso la sede della Lega Navale Italiana, in una simulazione che ha visto l'utilizzo di un drone ambulanza messo a disposizione dall'azienda South Drone SRL, partner tecnologico della manifestazione. L'evento è stato organizzato a Rotary International. La simulazione ha visto la consegna di strumentazioni salvavita come il defibrillatore direttamente sul luogo dell'incidente in un tempo massimo di 3 minuti dall'allarme. Grazie al drone che, essendo un mezzo aereo che non deve viaggiare per le vie di una città bloccata dal traffico, i tempi si riducono e la tecnologia ci permette appunto di poterlo inviare in aiuto nelle zone dove viene richiesto appunto questo servizio con il defibrillatore. Arriva nei tempi che noi prevediamo, dando il massimo delle possibilità a quella persona di riprendersi. Una sperimentazione che introduce un servizio all'avanguardia ed altamente tecnologico e rappresenta un notevole passo in avanti nel campo delle risposte anche in caso di emergenze in strada e in mare. Catania e alcuni comuni della provincia interessati stamane da un improvviso distacco di corrente elettrica. Luca Ciliberti. Che è successo? Cioè, si siamo spenti? Blackout di una decina di minuti tra le 9:10 e le 9:20 in buona parte della città di Catania e nella sua area metropolitana. Tant'anni messaggi sui social per comprendere se si sia trattato solo di un fatto isolato. Tra lo spaesamento generale il pensiero vola allo scorso luglio, quando Catania è rimasta per giorni senza luce e senza acqua. 10 minuti infiniti che, spiegano da Terna, sono stati dovuti a un distacco dell'alta tensione per cause in corso di approfondimento. Ma, precisa la società in una nota, la disalimentazione della rete è stata prontamente risolta e al momento non si registrano anomalie. Nessuno stress della rete elettrica dunque dovuto a un eccessivo utilizzo di condizionatori o impianti, anche perché il meteo sembra ancora essere clemente. Eppure quello di oggi potrebbe essere un campanello d'allarme che, in attesa delle temperature torride che arriveranno tra qualche settimana, ci dovrebbe far riflettere. Le infrastrutture, probabilmente migliorate solo di poco rispetto allo scorso anno, che restano inadeguate, e il cambiamento climatico dovrebbero spingerci a un utilizzo consapevole di elettricità e acqua. Applicando semplici accorgimenti, ad esempio, si potrebbero risparmiare centinaia di euro sulle bollette domestiche ed evitare condizioni di estremo disagio per la collettività. Si allarga a Catania l'area del centro storico che diventa pedonale. 2 a breve le zone pronte a essere vietate alle auto. Da sabato 15 piazza Castello Ursino. Tempi meno certi per l'area pedonale di via Crociferi, anche se è già stata predisposta la segnaletica. Adelaide Barbagallo.
Il centro storico di Catania con sempre meno auto, 2 le nuove isole pedonali che vedranno l'avvio. Se per piazza Federico di Svevia c'è già una data, il 15 giugno, dopo tanti incontri con associazioni, residenti, commercianti, la fase sarà però sperimentale, nessuna polemica o perplessità per l'isola pedonale Crociferi. Una parte della via, considerata patrimonio mondiale sito UNESCO da anni, è chiusa al traffico. A breve lo sarà per intero, sino a Villa Cerami. La segnaletica, come vedete, c'è già. Da via Santa Maddalena si scende per via Sant'Elena per imboccare via Gallo. Anche la viabilità da tempo è stata cambiata. Via Santa Maddalena in un tratto diventa a doppio senso. I varchi saranno gestiti dall'AMTS. Come vedete è tutto predisposto, c'è la telecamera, ci sono i pannelli, ma sono spenti perché si attende ancora l'allaccio dell'Enel. Dopo una lunga attesa, l'Enel avrebbe assicurato all'amministrazione comunale che a giorni i varchi saranno attivati, ma una data al momento non c'è. Intanto a godersi il barocco di via Crociferi sono i turisti sempre più numerosi. È bella la via. L'abbiamo visitata con la nostra guida e adesso la ripercorriamo perché non eravamo riusciti a entrare nel convento. È una delle vie barocche più belle d'Italia. Yeah, very nice. Great place to visit. Yeah. Thank you. Ma ecco purtroppo come accogliamo i visitatori. Questo cartello dovrebbe fornire loro informazioni utili. Perché? Perché queste scritte che troviamo anche nei muri? Già, chissà perché. Lo sguardo dei ragazzi su Zia Lisa a Catania. Nel video Sommersi, la denuncia degli alunni del liceo Musco del degrado del quartiere. Giusy Lazzara. Qui si scarica e si brucia. Disoccupazione, criminalità, spaccio. Giovani reporter crescono, questo è il video degli studenti del liceo Musco di Catania che telecamere in mano sono andati in giro per il quartiere di Zia Lisa dove si trova la loro scuola. Muretto e recinto ed ecco un ovile. Cavalli allevati in garage poco illuminati per poi correre sull'asfalto per scommesse clandestine. Loro non si arrendono davanti a tanto degrado e abbandono. La normalità è essere in grado di denunciare questa cosa e prendere dei provvedimenti. Con il video Sommersi si guarda oltre. Sia chi vive nel quartiere o comunque nei quartieri di Catania sia lo Stato trovano un punto in comune e nasce quella sorta di fiducia, perché senza fiducia non può migliorare e cambiare niente. L'Istituto Comprensivo Musco accoglie 300 studenti dai 3 anni fino ai maggiorenni, tutti dei quartieri di Librino, Villaggio Sant'Agata e Zia Lisa. Se un demande viene immerso all'interno di una pozzanghera, sono in pochi che poi si soffermeranno a notare quella che è la bellezza, quindi andando oltre le apparenze. Mettiamo in campo le competenze che state acquisendo per guardare il territorio dove viviamo e possibilmente attraverso questo sguardo riprogettarlo diverso per il futuro. Il video Sommersi, curato dai ragazzi dalla professoressa Sonia Giardina, ha già vinto 2 premi nei concorsi riservati alle scuole. Complimenti davvero. A Catania una straordinaria mostra dedicata a Caravaggio. 3 dipinti del maestro, compreso San Sebastiano, esposto per la prima volta in Italia, e opere della sua scuola, nell'ex monastero di Santa Chiara, fino al 6 ottobre. Giusy Lazzara. C'è una verità misteriosa nella luce dei dipinti di Michelangelo Merisi in arte Caravaggio. A Catania la straordinaria mostra con 3 tele autografe del maestro definito un rivoluzionario dell'arte. Primeggia il San Sebastiano, esposto per la prima volta in Italia dopo una complessa storia di acquisizioni e trasferimenti. Bellezza straordinaria per questo giovane colpito dalla luce che lo rende santo. Altro capolavoro, il ragazzo morso dal ramarro. Il giovane come fotografato nel momento in cui gli esce la lacrima. Un quadro allegorico che racconta dell'amore che può diventare doloroso. Con il Cavadenti si ha la rappresentazione di una pittura moderna. Il pathos viene fuori dal dolore del personaggio centrale, ma gli fanno da cornice i curiosi che sembrano soffrire con lui. La mostra ripercorre anche il rapporto tra Caravaggio e il fenomeno artistico dei caravaggeschi, gli artisti che anche dopo la sua morte, ma solo per un breve periodo, dipinsero con le tecniche innovative del loro maestro. La mostra, ospitata nello spazio museale della Pinacoteca dell'ex monastero di Santa Chiara Catania, da poco restaurata, resterà aperta fino al 6 di ottobre.
Straordinario Caravaggio. Fra poco per il calcio, le strategie del Catania sul fronte societario e del tecnico. Ci fermiamo qui per qualche istante, state con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania vuole un allenatore che conosca bene la categoria e sappia vincerla. La pista Toscano resta sempre la più accreditata, ma il tecnico deve chiudere il rapporto con il Cesena. Marco Carli. Strada tracciata, ma il Catania non dipende solo da se stesso. Stiamo parlando di Toscano, allenatore designato degli Etrei. Il tecnico, 175 punti in 2 anni col Cesena, con una promozione in via all'attivo sbaragliando la concorrenza. Dopo la vittoria del campionato che garantiva il prolungamento del contratto, ha invece chiuso i rapporti con la proprietà americana dei bianconeri e col DS Artico. Il punto è ufficializzare il distacco, sia burocraticamente che nei confronti della tifoseria. Tutto nel calcio è possibile, ma ipotizzare adesso che la rottura non si concretizzi è molto difficile. Ecco dunque il Catania che per primo e con convinzione si è mosso sul tecnico mettendo sul piatto un'offerta, ma appunto siccome il calcio è imprevedibile è normale che la società dell'Elefante tenga in piedi delle alternative, Pagliuca per esempio, ma di certo il tecnico, come dimostra la strada intrapresa con Toscano, avrà un chiaro ed inequivocabile pedigree, conoscere il campionato e saperlo vincere. Nel caso con Toscano potrebbe esserci anche Vanzetto nello staff insieme al fedelissimo vice Michele Napoli. Da verificare poi la posizione di Zeoli che sui social ha espresso tutto il suo sentimento per il rossazzurro. Mentre la dirigenza attende a breve l'arrivo di Pelligri e di Bresciano per delineare le linee guida societarie, quelle sul campo saranno tracciate dal direttore sportivo Faggiano con il nuovo tecnico. Ecco che anche qui, fosse Toscano, si parte dalla difesa 3. Nell'ultimo anno con il 3-4-2-1 della seconda giornata sono arrivati per il Cesena 30 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta. Gli uomini Castellini, Zammarini, Cianci, Quaini, forse Cicerelli, da verificare Chiarella, appunto per il modulo che utilizzerà il Catania. Il resto tutto da valutare. Comunque sia, per quanto riguarda la rosa, sarà probabilmente una nuova rivoluzione. La Coppa Davis di tennis è in Sicilia. Da oggi è esposta al Teatro Massimo di Palermo. Dopo il trionfo della Nazionale Azzurra, la Coppa da mesi va in tour per tutta Italia, oggi appunto nel capoluogo siciliano. Marco Gulla. L'attesa è finalmente terminata. La Coppa Davis vinta dalla nazionale italiana di tennis a dicembre scorso, dopo aver toccato praticamente tutte le regioni d'Italia, arriva in Sicilia e lo fa come prima tappa a Palermo. Eccola qui in tutto il suo splendore esposta al Teatro Massimo. Curiosi, appassionati, turisti, tutti in fila per un selfie con la Coppa. Avere qua la Coppa Davis, poterla guardare da vicino, toccarla, è sicuramente una grandissima soddisfazione per tutti gli appassionati e anche i non appassionati di questa disciplina, perché rappresenta una vittoria non solo della nazionale che ha conquistato in campo questa Coppa, ma il successo di tutto un movimento della nostra federazione che sta crescendo anno dopo anno con risultati veramente straordinari. Tantissimi turisti, a Palermo oggi è Davis Mania. Grande soddisfazione e siamo davvero felici di poter ospitare la Coppa Davis qui a Palermo con un programma fitto di incontri. Abbiamo oggi il Teatro Massimo, poi avremo ogni giorno nei principali circoli della città l'esposizione della Coppa, che per noi è un motivo di vanto. Tennis che cresce e che come numeri in Sicilia è secondo solo al calcio. Bene, ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.